Come simbolo della riserva della Varosandra, non a caso è stato scelto un pipistrello. Ci troviamo proprio davanti ad una delle più importanti stazioni dove vivono questi animali. Siamo all'ingresso della Grotta del Guano, o chiamata anche Grotta dei Pipistrelli. In questa grotta sono segnalate, diciamo storicamente, addirittura 4 specie di pipistrelli. Sono pipistrelli appartenenti alla famiglia dei rinolofidi, comunemente conosciuti come pipistrelli con il muso a ferro di cavallo. Di queste specie sono ancora presenti qui nella grotta il ferro di cavallo maggiore, che appunto è il simbolo di questa riserva, poi c'è il ferro di cavallo minore e una terza specie, il rinolofo euriale. Poi la quarta specie, il rinolofo di Blasius, è invece una specie che da molti anni non viene più segnalata per questa grotta e non viene più segnalata neanche per la Varosandra. Nella Varosandra ci sono altre grotte frequentate da pipistrelli, come la Grotta delle Gallerie, che è nelle immediate vicinanze di questa grotta, e possiamo dire questo, che la Grotta delle Gallerie è l'unica che ancora presenta una folta colonia di pipistrelli. Qui nella Grotta del Guano c'era una colonia a suo tempo, una folta colonia di pipistrelli, che però è stata sicuramente si è estinta, ecco, si è estinta tra gli anni 70 e gli anni 80, quindi oggi troviamo solamente degli individui isolati. Era molto importante questa colonia perché era appunto una colonia, come si diceva, politipica, cioè composta da più specie. Nella Grotta delle Gallerie troviamo una colonia di pipistrelli attualmente composta soprattutto dal rinolofo maggiore o ferro di cavallo maggiore e qualche volta qualche esemplare di rinolofo minore. Per quanto riguarda poi altri pipistrelli nella Varosandra, troviamo anche pipistrelli appartenenti ad un'altra famiglia, ad un altro gruppo, non al gruppo dei rinolofidi, ma alla famiglia dei vespertillionidi. I vespertillionidi sono pipistrelli che hanno più o meno sempre abitudini crepuscolari, notturne, per quanto riguarda soprattutto le attività di caccia, di predazione, ma diciamo non sono troglofili, cioè non sono troglofili come i rinolofidi, quindi in genere non frequentano le grotte, ma frequentano piuttosto gli alberi cavi, oppure si rifugiano nelle crepe dei muri e quindi frequentano anche gli abitati. Sono quei pipistrelli che normalmente vediamo anche volare attorno ai lampioni di sera durante l'estate. Di questi vespertillonidi ricordiamo alcune specie appartenenti al genere Pipistrellus e poi ricordiamo una specie un po' particolare, il miniottero. Il miniottero che è un pipistrello con una testa a forma di globo, un po' particolare come profilo, e che è stato segnalato per ben 2 volte nelle vicinanze del torrente Rosandra. Ecco, quindi vediamo che anche in questo caso diciamo, c'è un elevato numero di specie se consideriamo che in realtà sono rappresentate gran parte delle specie della provincia di Trieste, rappresentate in questa riserva che quindi anche in questo caso denota una elevata biodiversità. E per quanto riguarda poi l'aspetto strettamente ecologico a riguardo dei pipistrelli, diciamo che sono specie molto importanti perché almeno i nostri pipistrelli, sono esclusivamente insettivori, quindi si nutrono di insetti e sono molto importanti anche nella lotta, possiamo dire, nei confronti di certe specie. Sappiamo ad esempio che è in fortissimo aumento la zanzara tigre anche dalle nostre parti, specialmente in posti dove ci sono ambienti acquatici o piccoli ambienti acquatici come anche nella Varosandra. E quindi ecco, il pipistrello è sicuramente un animale che si nutre e che cattura questi animali soprattutto al crepuscolo. Purtroppo questo discorso ecologico ha
come ogni medaglia ha il suo rovescio, cioè nutrendosi di insetti, di pipistrelli, sono molto sensibili agli insetticidi. Ecco che quindi l'uso di sostanze nocive, in questo caso che vengono usate anche per l'agricoltura, che vengono usate per la lotta contro gli insetti, ecco, sono sostanze che sicuramente entrano nella catena alimentare e vanno a danneggiare moltissimo le colonie di pipistrelli. Quindi in certi casi la diminuzione alla quale assistiamo un po' in senso generale, la diminuzione dei pipistrelli, è dovuta proprio per questo fatto ecologico, di questo uso, se possiamo dire, indiscriminato di biocidi in generale.